Una sfida valevole per la 10ª giornata. Il saluto vi giunge da Nando Armenante che vi racconterà in diretta la sfida. Le squadre a breve saranno sul terreno di gioco, ma andiamo subito con la lettura delle formazioni che scenderanno in campo tra pochissimo, con la Scafatese allenata da mister Esposito con il 3-4-3, Leonardo tra i pali, Guerra, Baldan, Sush in difesa, Faiello, Sicurella a quadro, Ciurleo a centrocampo, davanti Volpicelli, Maggio e Convinto. A disposizione Diallo, Orefice, Simonetta, Altobello, Palmieri, Molinaro, Magri, Esposito e Cecere. Dall'altra parte il Sassari Altedolce, allenato da Michele Fini, che si schiera in campo con un 3-5-2. Salvato tra i pali, Aiello, Cabeccia, Pinna, Coghetto, Mair, Piredda, Cotugno, Luiu, Loru e Tannor, le due punte in attacco, con in panchina a disposizione di mister Fini, con il numero 12 Petricciolo, con il numero 11 Di Paolo, numero 20 Fiori, numero 21 Pulina, numero 22 Asproni, numero 35 Fischer, numero 66 Sangaré. La terna arbitrale di questa sfida, che prenderà il via tra poco, sarà il signor Luca Tuderti della sezione di Reggio Emilia a dirigere l'incontro, con assistenti Jonas Blondon Nkencheu Teulem di Parma e Matteo De Orazio di Teramo. Il 10° turno del campionato di Serie D del girone G, che prenderà appunto ha preso già il via con i due anticipi del sabato, con la vittoria del Trastevere sulla Lodigiani. Trastevere che si è presa momentaneamente la vetta della classifica a scapito della Scafatese, e l'Alba Long che ha battuto per 4-2 il Sarra Bussoiastra. Alle 14 Scafatese Sassari Latte Dolce, alle 14:30 Anzio Valmontone, Monastire Flaminia, Montespaccato Budoni, Nocerina Cassino, Palmese Monterotondo, e alle 15 a chiudere Olbia Ischia, per una classifica che dice Trastevere 24 punti, Scafatese 23, Alba Longa 19, Cos Sarrabus 16, Nocerina, Valmontone e Olbia a 15, Sassari Latte Dolce a 13 in compagnia del Monastir, Flaminia Civita Castellana e Budoni a 12, Anzio 9, Palmese 8 con l'Ischia, Lodigiani 7, Montespaccato e Monterotondo a 6, e chiude la classifica il Cassino, come dicevamo. Le prime due partite che si sono disputate, con Trastevere, Alba Longa, Sarrabus e Lodigiani che hanno una partita in più. Sono due squadre queste che si affrontano, con la Scafatese che è l'unica imbattuta, o meglio insieme al Trastevere, con 7 vittorie e 2 pareggi fino a questo momento, 2 vittorie tra le mura amiche, mentre le squadre fanno il loro ingresso in campo. Dall'altra parte c'è un Sassari Latte Dolce che è partito bene, ma nelle ultime 3 partite è incappato in altrettante sconfitte, l'ultima proprio contro il Trastevere con la sconfitta per 2-1, non è bastato il gol di Loru, mentre dall'altra parte la Scafatese si è imposta sul campo della Flaminia Civita Castellana per 2-1. Entrano in campo le due squadre con la terna arbitrale a guidarle, la Scafatese in completo giallo, mentre il Sassari Latte Dolce con un completo blu scuro e braccetti con inserti in azzurro. I due capitani che sono pronti a darsi il 5 e scambiarsi i gagliardetti come tradizione vuole. Nella fattispecie sono Domenico Maggio e l'altro è Marco Cabeccia, i due calciatori più rappresentativi per le due squadre. Ricordiamo che nella Scafatese è assente Alessio Esposito ed è in panchina Enrico Altobello, coloro che sono designati inizialmente come capitani. E dunque quest'oggi la fascia va a Domenico Maggio, che è il bomber della Scafatese, con 7 gol segnati, di cui 1 su calcio di rigore, mentre per quanto riguarda quelle che riguarda il Sassari Latte Dolce, il Marco Cabeccia è tra i calciatori più longevi all'interno della rosa. C'è la carica da parte del Giovanni Vitiello, che vuole spingere la Scafatese per un altro successo. Lo ricordiamo, 7 vittorie, 2 pareggi, tutte vittorie in esterna, 5 fino a questo momento, mentre in casa è iniziato a prendere ritmo la squadra di mister Esposito dopo 2 pareggi iniziali con Nocerina e Budoni. Sono arrivate le ultime 2 vittorie nelle passate uscite, e vedremo quello che oggi proverà a fare la squadra di mister Esposito per cercare di riprendersi la vetta solitaria della classifica. Dall'altra parte, lo dicevamo, una Sassari Latte Dolce che cerca di rialzarsi e provare magari un colpaccio
perché comunque lo ha sfiorato contro il Trastevere provando la rimonta nel finale, e comunque è nella parte sinistra della classifica almeno in questo avvio di campionato. È tutto pronto per l'inizio della sfida, ultimi check per quanto riguarda gli arbitri, con i due assistenti che hanno verificato la regolarità per quel che riguarda le reti delle due porte. Sarà la Scafatese a dare il via al match con il fischio da parte del signor Tuderti di Reggio Emilia. È iniziata la Scafatese Latte Dolce con il primo pallone giocato sulla sinistra. La Scafatese, lo ricordiamo, parte con un 3-4-3. Subito Maggio a tentare la sponda di testa, però non c'è un compagno pronto a raccogliere il pallone e dunque si ripartirà dal rinvio dal fondo per Alessio Salvato. Menzionavamo le assenze per le due squadre, in particolare spiccano le assenze per la Scafatese di D'Ambros, Alessio Esposito, voluto tenere a riposo mister Gianluca Esposito per questa sfida per permettergli di recuperare, e in distinta non sono presenti Becchi, Di Giorgio, Scaldaferri, Bigi, Istrice e appunto gli stessi Esposito e D'Ambros. Un po' più lunga la lista degli assenti per quanto riguarda il Sassari Latte Dolce, mentre il gioco si sviluppa sulle retrovie con un lancio a cercare in avanti Maggio, che prova subito la giocata di prima a cercare convitto. La chiusura da parte di Cabeccia. Dicevamo, per quanto riguarda il Sassari Latte Dolce le assenze sono Peru, Casalong, Minnelli, Tesio, Buabr, Ruggiu, Fini, che è il figlio del mister Michele Fini, Muscas e Di Gianni. Dunque una lunga lista di assenti, infatti sono soltanto 7 sui 9 calciatori che possono sedere in panchina a disposizione di mister Michele Fini. Scafatese che prova a prendere subito il comando delle operazioni con la gestione del possesso palla. Guerra, Baldan allarga dalle parti di Sus, lo scarico a cercare in avanti uno dei compagni, poi il gioco passa dai piedi di Acquadro, ancora su Guerra. Coppia inedita di centrocampo per mister Gianluca Esposito, visto che Sicurella è la prima presenza stagionale, è stato fuori a lungo per infortunio, è recuperato ed è stato mandato subito in campo, anche in virtù, come dicevamo, dell'assenza di Alessio Esposito. Subito Maggio che dà una mano alla squadra a recuperare il pallone. Volpicelli parte da destra, prova il lancio a cercare Convitto, il taglio, era giusta l'idea, Convitto però non può arrivare. Cenno di intesa tra i due calciatori, ha recuperato la sfera Salvato. Prova ad imbastire la manovra la squadra sarda, con un lancio in avanti a cercare Loru, andato in gol domenica scorsa. L'ultimo tocco è il suo, la rimessa laterale è per la Scafatese, se ne incarica Giuseppe Faiello, andato in gol nella sfida vinta 2-1 contro la Flaminia Civita Castellana. Lo scarico su Acquadro, confermate le indicazioni al momento dell'ufficialità delle formazioni. È un 3-5-2 per il Latte Dolce, un 3-4-3 per la Scafatese. Lancio che non trova Convitto, la chiusura da parte di Cabeccia, poi all'indietro Aiello per Salvato, che fa subito ripartire sulla sinistra con il 17 Pinna. Ancora Salvato, di nuovo per Cabeccia, cerca il lancio il capitano in avanti, l'anticipo da parte di Acquadro, anzi era di Sus, poi c'è una trattenuta con Loru che scappa via, si può giocare Loru, area di rigore, contrastato da Faiello, ancora Loru che resiste alla carica e conquista il calcio d'angolo. Ottimo lavoro da parte del numero 10 del Sassari Latte Dolce, che ha fatto il panico nella difesa della Scafatese. Faiello in qualche modo è riuscito a rifugiarsi in corner, il primo della partita, quando siamo al quinto minuto di gioco, sempre col punteggio di Scafatese 0, Sassari Latte Dolce 0.
Sul punto di battuta sono in due, sono Luiu e dovrebbe essere Cotugno l'altro. Opportunità per la squadra di Mister Fini con il pallone che arriva nell'area di rigore, il colpo di testa da allontanare da parte di Mimmo Maggio. E ancora la squadra ospite che prova a recuperare, ma la pressione costringe a ripartire da Salvato, che però non trova sulla fascia di destra Coghetto. Rimessa laterale per la Scafatese, che ha rischiato nella circostanza precedente, visto che Loru aveva messo una distanza importante tra sé e Guerra ed era andato verso l'area di rigore, salvo poi sbattere per 2 volte su Faiello, che gli ha concesso soltanto il calcio d'angolo, che però non ha sortito alcun effetto. Ora la Scafatese, palla a terra con l'assist di Convitto per Volpicelli, si destreggia il numero 7, prova la conclusione che viene murata, ancora Convitto per Quadro, pressato da Loru, riesce l'ex Siracusa a tenere il pallone. Scafatese che va sulla sinistra dove c'è Ciurleo, palla persa qui a centrocampo, Tannor allarga il gioco a cercare di trovare Cotugno, che resiste anche alla carica di Faiello, si inserisce lui, il contrasto e la rimessa laterale senza timore il Sassari Latte Dolce in questo avvio di match, quando sono trascorsi 6 minuti e 12 secondi. Luiu, la respinta di Faiello sui piedi del numero 3, il tocco centrale per Tannor, scivola Loru e recupera il pallone Volpicelli, può imbastire un'azione di rimessa alla Scafatese, il tocco centrale per Convitto, è molto largo Maggio che ora riprende posizione in zona centrale, c'è tanto spazio per Sush, Ciurleo, una delle novità di formazione di Mister Esposito, qui però sbaglia il cross, poi c'è il retropassaggio all'indietro, Salvato e recupera il possesso il Sassari Latte Dolce. Non contento Mister Esposito di come si è sviluppata questa azione, c'era tanto spazio, non ne ha approfittato la Scafatese, che comunque ha recuperato già il pallone. Convitto ha scaricato dalle parti di Volpicelli, anzi è Sicurella che ha allargato a sua volta per Faiello. Dai, vai con a Quadro, Faiello può andare a mettere il cross, c'è una deviazione, il pallone non è uscito secondo il primo assistente Teolem, e dunque ha ripreso a giocare subito il Sassari Latte Dolce con l'azione che si sviluppa sulla destra, molto alta la linea della Scafatese, ma il pallone arriva dalle parti di Maier, poi il lancio a cercare Loru, che è partito in possibile posizione di fuorigioco, non secondo l'assistente, e dunque può andare a mettere il cross. Una deviazione, rimessa laterale, sta creando qualche grattacapo fino a questo momento Loru. Anche qui un inserimento alle spalle, sembrava partito in leggera posizione di fuorigioco, non è stato così secondo Dorazio Di Teramo. Rimessa laterale in zona d'attacco per il Latte Dolce, che scambia nello stretto, riesce comunque ad uscire Maier. Cotugno, il tocco dentro, Ciurleo sporca questa traiettoria che è ancora sui piedi dei calciatori in maglia scura. Il cross però termina direttamente a fondo campo, può ripartire Leonardo, portiere classe 2007, titolarissimo lì tra i pali. Scafatese che prova un po' ad accelerare i tempi. Guerra, dicevamo delle novità rispetto alla partita contro la famiglia Civita Castellana per la Scafatese. Sicurella a Quadro, Convitto e Ciurleo dal primo minuto al posto di Magri, Alessio Esposito, Molinaro e Cecere. 3 di questi sono in panchina, come anticipato, come detto abbondantemente a inizio match. Alessio Esposito è stato tenuto a riposo volutamente da Mister Esposito. Qui Volpicelli recupera il pallone, lo tocca per Faiello che mette il cross, una deviazione, c'è anche il primo calcio d'angolo per la Scafatese.
Vuole qualcosa in più mister Esposito comunque dai suoi ragazzi, anche qui nonostante il corner conquistato si è un po' arrabbiato per magari una poca ferocia. Il cross al centro, Tannor sul primo palo, allontana, può recuperare dall'altra parte, dovrebbe essere stato Volpicelli, anzi no, comunque c'è stato il cross che termina direttamente tra le braccia del portiere, era stato a quadro a mettere il pallone all'indietro, poi è arrivato un cross che però è stata facile preda del portiere quando abbiamo superato da qualche secondo il 10° minuto, sempre 0-0. Un Sassari Latte Dolce che comunque si sta comportando bene in questo avvio di match. Ancora un lancio a cercare di scavalcare la linea, ancora Loru, questa volta però è pescato in posizione di fuorigioco, nulla di fatto. Aveva provato a calciare il numero 10 ma senza trovare la porta, tutto inutile, posizione di fuorigioco e riparte la Scafatese. Faiello, si sviluppa il gioco sulla sinistra per poi tornare centralmente da quadro. Sicurella, si interscambiano molto i due centrocampisti, provano a non dare riferimento alla difesa avversaria. Qui Volpicelli riesce a far passare convitto, poi un rimpallo e deve allontanare in fallo laterale Capeccia. Pallone centrale, Maggio la sponda per la conclusione di destro da parte di Acquadro. E il pallone che termina sul fondo. Momento bello di Sicurella centrale, la sponda di Maggio per la conclusione di Acquadro che però la mette larga. Nessun problema per Salvato, pronto ad andare al rinvio. Colpo di testa da parte di Ciurleo che consegna il pallone in rimessa laterale per il Latte Dolce. Prova a sviluppare la squadra di mister Fini. Tannor, sponda che non riesce poi nel dai e vai. Il suggerimento però in ripartenza della Scafatese per Volpicelli non è preciso. Ancora il Sassari Latte Dolce con il suggerimento a cercare Luiu. Ottima la giocata di Faiello che elude il tentativo di intervento del numero 3, fa ripartire subito la Scafatese. Il lancio in avanti a cercare convitto, Salvato molto alto nella posizione, esce praticamente fuori dall'area di rigore e con un colpo di testa consegna la rimessa laterale alla Scafatese, già battuta da Ciurleo. A quadro, cambio di lato per Guerra. Sush, il cambio di lato per Volpicelli, c'è il colpo di testa di Luiu, poi arriva Faiello, può mettere il cross al centro, Salvato impreciso e poi allontana la difesa con Tannor che poi apre bene il campo a cercare di trovare Loru. Punta Guerra, lo salta Loru, ottima la giocata, poi la scivolata di Acquadro che in qualche modo riesce a recuperare il pallone, ma ancora per Cotugno, cambio di lato. Il cross che arriva in aria, allontana Baldan, poi di testa, anzi era Sus. Azioni da una parte e dall'altra, ora è la Scafatese che può giocare di rimessa. Faiello tocca centrale per Sicurella, cambio di lato, Convitto, si sovrappone Ciurleo ma Convitto va centralmente per Faiello. Il tocco ancora Convitto. Volpicelli ha un po' di spazio per provare la conclusione a giro, pallone alto sopra la traversa, applausi del pubblico per questo tentativo di Emilio Volpicelli. Il pallone però termina alto sopra la traversa, un quarto d'ora di gioco in corso, sempre 0-0, ma comunque una partita vivace
Qui rivediamo la conclusione del numero 7 dopo un'azione ben manovrata, un po' di spazio per l'ex Picerno, che però non inquadra la porta con il sinistro da fuori area. Lancio in avanti per il colpo di testa di Coghetto, allontana la difesa, poi Convitto prova a toccare, rischia sulla pressione di Maggio Aiello, ma comunque c'è il rilancio di Salvato. Vediamo se Loru qui in posizione irregolare. Sì, bandierina su fuorigioco, sta giocando molto con la linea Loru. A quadro si fa sentire il pubblico del Giovanni Vitiello, che vuole spingere la Scafatese a cercare la terza vittoria consecutiva in casa. Dicevamo, le prime due partite erano state due pareggi qui tra le mura amiche per la squadra giallo-blu, pareggi arrivati contro Nocerino e Budoni, mentre nel complesso le ultime 5 sono state 5 vittorie consecutive, mentre intanto Volpicelli mette al centro per Maggio che va di testa, pallone alto sopra la traversa. Buona qui la giocata da parte del numero 9, che un po' in controtempo è andato a colpire questo pallone di testa, non inquadrando la porta, ma Scafatese che sta crescendo. Dicevamo delle 5 vittorie consecutive che sono arrivate con Sarabus, Monterotondo, Lodigiani, Valmontone e Flaminia. Nell'ultima uscita prima di oggi qui al Vitiello la Scafatese era imposta per 4-1 sul Valmontone, in rimonta con le reti di Volpicelli, Maggio e la doppietta di Salvatore Molinaro, che quest'oggi siede almeno inizialmente in panchina. Dall'altra parte l'ultima vittoria del Sassari Latte Dolce risale, mentre attenzione c'è Convitto che si apre lo spazio, lo scarico per Volpicelli, sinistro Murato, Faiello, gioco di gambe, riesce con un rimpallo poi a smistare il pallone, cambio di lato ancora a cercare Emilio Volpicelli che la mette giù, e poi con un tacco, bella giocata, gli applausi del pubblico, ancora Volpicelli che riesce a innescare Faiello, il cross, una deviazione, forse con un braccio, non secondo l'arbitro, c'è il secondo calcio d'angolo per la Scafatese che continua a crescere, ma bella la giocata prima di Emilio Volpicelli, un stop non facile e poi anche un colpo di tacco che ha scaturito poi il calcio d'angolo, il secondo sempre da destra, con il pallone che arriva nel cuore dell'area di rigore, con Salvato che nel traffico riesce a metterci pugni. Ciurleo la tiene in campo, vediamo se scarica, lo fa su a quadro, cross Murato, Faiello in seconda battuta all'indietro su Guerra, ultimo uomo, cambio nuovamente di lato con Volpicelli che fa una magia, entra nell'area di rigore, Volpicelli doppio passo, poi viene contrastato in maniera decisiva da un avversario, ma ancora Scafatese in avanti, Faiello, il cross al centro per il colpo di testa in anticipo da parte di Volpicelli, che però è stato contrastato da un avversario, recupera la palla il Sassari Latte Dolce, ma Emilio Volpicelli sta diventando un fattore in questo inizio di match, sta deliziando la platea con alcune giocate importanti. È stato determinante la chiusura di Pinna nella circostanza precedente, perché era pronto a calciare con il sinistro, ma il numero 17 ha detto di no, ma ancora Scafatese che sta un po' stringendo i tempi per cercare il gol del vantaggio. Baldan che ancora non è rientrato nella posizione di competenza. Volpicelli, Maggio allarga ancora su Faiello, il cross salvato con i pugni ad anticipare Mimmo Maggio, pallone che rimane fuori area per il tiro tentato che termina sul fondo, ma ancora applausi per la Scafatese che sta spingendo al massimo, ancora con a quadro alla conclusione, e ancora in questa circostanza non trova lo specchio della porta, simile alla conclusione precedente, tiro un po' più largo
rinvio per Salvato che si appoggia su Cabeccia, gioca dal basso il Sassari Latte Dolce con Cotugno che però sbaglia il cambio di lato, non trovando Coghetto. Rimessa laterale battuta male, c'è stato un controllo mancato di Convitto e dunque possesso di nuovo per la squadra di Sassari, che riparte con calma dalle parti di Luiu. Scarico in avanti a cercare un compagno, c'è il contrasto, la rimessa laterale che è per il Sassari Latte Dolce, ultimo tocco di Acquadro ad anticipare Piredda. Recuperato la squadra di Mister Esposito con un lancio a cercare Mimmo Maggio, contrastato da Cabeccia, i due capitani a duello. Lo vince questa volta Cabeccia. Possesso recuperato dal Sassari Latte Dolce che riparte con calma, un po' a frenare anche il ritmo che la Scafatese stava dando alla partita. Cambio di lato a cercare Luiu, l'ultimo tocco è il suo e la rimessa laterale per Giuseppe Faiello, che riceve il pallone da Mister Esposito, lo scarica per Guerra. Cambio di lato un po' morbido per Sush, che di conseguenza va dalle parti di Baldan. Guerra. Cambio ancora a cercare in avanti Sicurella, molto avanzato il numero 25, può andare Ciurleo che viene trattenuto. Ciurleo, l'ultimo tocco è il suo, non c'è neanche il fallo, aveva trovato il varco giusto il calciatore in prestito dal Benevento. Si lamenta Mister Esposito che forse voleva il fallo, ma si riparte da un semplice rinvio dal fondo. Dicevamo prima dell'ultima vittoria del Sassari Latte Dolce, risale alla sesta giornata un clamoroso 6-1 sul campo dell'Olbia, con le reti di Boabré, Pulina, Piredda, Luiu, Cabeccia e Loru. Avevamo detto inizio cronaca che la squadra di Mister Fini è partita bene, però nelle ultime 3 partite è incappata in 3 sconfitte, l'ultima contro il Trastevere dello scatenato Lorusso, autore di una doppietta. Trastevere che momentaneamente prima in classifica e guarda questa partita seduta dal divano, visto l'anticipo con l'Atletico Lodigiani vinto per 1-0 con la rete di Crescenzo. Guerra, Volpicelli in avanti, Maggio riesce in qualche modo a servire Volpicelli, il contrasto di Luiu che poi scatena Loru, 2 contro 2 per il Sassari, si sovrappone Luiu, Loru trova lo spazio per la conclusione con il destro, pallone alto sopra la traversa, ma è un Latte Dolce che quando agisce di rimessa può creare qualche problema. Qui si è creato bene lo spazio il numero 10, ben imbeccato da Luiu, che rivediamo qui nel replay. La conclusione con il destro, il pallone alto sopra la traversa. Baldan, scaricato il pallone per Acquadro, anzi Sicurella. Guerra, lo dicevamo, si scambiano molto i due centrocampisti che per la prima volta quest'anno giocano insieme da titolari. Primi minuti assoluti in stagione per Giuseppe Sicurella. Ora Acquadro, il pallone a cercare in area di rigore Volpicelli, troppo facile, troppo morbido il pallone del numero 5, esce in presa Salvato che non ha problemi a mettere poi a terra il pallone e allargare su Cabeccia. Ciurleo anticipa Coghetto, che deve concedere però la rimessa laterale alla squadra di Mister Fini. L'arbitro chiede di velocizzare le operazioni, 25 minuti in corso.
Sempre punteggio di 0-0, quello di partenza. Volpicelli. Si sovrappone Faiello, ritorna alla catena di destra a creare qualcosa di pericoloso. Il cross di Faiello, troppo lungo per Maggio. Dall'altra parte c'è Ciurleo che può rimetterla al centro. Lo fa il numero 3, il pallone che arriva. Maggio in anticipo, la conclusione di Convitto strozzata. C'è stata la deviazione, sì, calcio d'angolo per la Scafatese, che andrà a battere per la prima volta da sinistra. Terzo calcio d'angolo contro l'unico battuto dal Sassari Latte Dolce in apertura di match. Va come sempre Emilio Volpicelli con il sinistro questa volta ad uscire. Pallone che arriva in area per il colpo di testa tentato ancora da Domenico Maggio. Non c'era nessuno sul secondo palo, se lo aspettava il numero 9, ma intanto Salvato è già andato dall'altra parte e trovato Loru. La mette giù il numero 10 che tocca dentro per Tannor, si ferma il pallone, ancora Loru lo va a riprendere e in qualche modo chiude la Scafatese. Azione però che continua con lo scambio tra Luiu e Loru. Mair ancora per il 10, la tocco dentro, troppo lungo per Tannor. E nessun problema per Leonardo, ma ancora una volta di rimessa la Sassari Latte Dolce ha creato qualche grattacapo alla difesa avversaria. Molto preciso il lancio di Salvato, che non solo si sta dimostrando molto attento tra i pali, ma anche molto preciso nei lanci. Poi non è riuscito lo scambio tra Loru e Tannor. Dall'altra parte non parte né Volpicelli né Faiello, il tocco di Guerra è per nessuno. Rimessa laterale che sarà affidata a Pin. Ancora Loru che finisce giù, chiede un fallo che però non arriva. Chiedeva anche Mister Fini, che poi si è rassegnato all'idea. E dunque possesso di nuovo per la Scafatese. Convitto, molto arretrata la sua posizione in questa circostanza, chiede Baldan a Ciurleo di scattare per poi andare dalla parte opposta su Guerra, che ha provato a lanciare Faiello, l'anticipo da parte della difesa, poi Faiello se la riprende, il tocco dentro, la finta per la conclusione murata da parte di Convitto. Un miracolo quello di Cabeccia, che è intervenuto in scivolata alla disperata. Poi il cross, ancora calcio d'angolo, deviazione di Coghetto, ma grande occasione prima per la Scafatese, mentre Coghetto è rimasto a terra perché probabilmente colpito dove fa più male, sul cross di Ciurleo. Staff medico della Latte Dolce che entra in campo. Questa forse è stata la migliore occasione per la Scafatese, perché Convitto aveva veramente tanto spazio per andare alla conclusione. Si è immolato Cabeccia a negare la conclusione verso lo specchio. Un vero e proprio prodigio quello del capitano del Latte Dolce. Mentre ancora a terra Coghetto, che ora si rialza e viene invitato a lasciare il campo. Arriva il corner con Volpicelli che la mette profonda per la testa di Baldan, il pallone che arriva in area, ma c'è un fallo, una spinta da parte del numero 4 e dunque calcio di punizione. Entrati nella mezz'ora di questo primo tempo, sempre 0-0. Nel frattempo è rientrato Coghetto dopo il problema accusato precedentemente. Proprio su di lui ha lanciato Salvato. Ciurleo in anticipo in fallo laterale.
La Scafadese che sta producendo tanto, però non riesce a inquadrare lo specchio di Salvato. Fino ad ora il portiere è intervenuto solo per smanacciare qualche pallone e uscire in presa alta, non ha subito alcun tiro in porta degno di nota, mentre intanto Tanno spalla la porta per il pallone messo al centro. Loru, il vantaggio del Sassari Latte Dolce con Loru, a sorpresa passa la squadra di Mister Fini al Vitiello. Scafadese 1, Latte Dolce, Scafadese 0, Latte Dolce 1. Ancora lui, il classe 2003 Lorenzo Loru, l'ennesimo inserimento che rivediamo. Ottimo il lavoro di Tannor, il pallone messo teso da parte di Mair sul secondo palo da posizione defilata. Questo è un gran gol da parte di Lorenzo Loru. Latte Dolce in vantaggio al Giovanni Vitiello, 1-0 per la squadra di Mister Fini. Il pubblico incoraggia la Scafadese che ha fatto tanto in questo prima mezz'ora di match, questo primo terzo. Però ora è costretta a inseguire. È il quarto gol per Lorenzo Loru, che veramente ha siglato un gran gol. Ora Volpicelli, eccolo il primo tiro in porta della Scafadese di rabbia. Emilio Volpicelli va alla conclusione con il mancino. È la parata da parte di Salvato, che finalmente sporca i guantoni in maniera importante. Ma ora c'è da recuperare una partita per la squadra giallo-blu. Prova a spingere ancora di più il pubblico, ma ancora Loru che taglia in mezzo a due difensori. Faiello lo ferma. Maggio, spalla alla porta, riesce ad allargare per Volpicelli di prima, a cercare convinto, vediamo se ci arriva il numero 16, sì, prova a difendere questo pallone, la chiusura da parte di Aiello che con lucidità contiene l'ex Siracusa ma poi sbaglia. Ciurleo, Sicurella con una finta poi a quadro a cambiare lato. Volpicelli, bella la giocata con il mancino, poi finisce giù, subisce fallo, calcio di punizione, partita che si accende ancora di più, soprattutto dopo che il Latte Dolce ha trovato a sorpresa il vantaggio con Loru 2 minuti fa. E ora sicuramente la squadra di Mister Esposito è chiamata almeno a trovare il pareggio prima dell'intervallo. Può farlo con questo calcio di punizione che si incaricherà Emilio Volpicelli. C'è anche a quadro, ma Volpicelli la mette morbida in mezzo per Maggio. Il pallone che rimane lì e c'è il gol che viene annullato per una posizione di fuorigioco probabilmente di Maggio. Aveva insaccato Joaquin Sus, forse anche toccando con la mano in fase di controllo. Lo rivediamo. Maggio forse sì, parte più avanti, tocca il pallone, c'è anche il tocco di mano di Sus che deposita in rete, ma si era alzata la bandierina per segnalare il fuorigioco. Tutto fermo, tutto inutile, si rimane 1-0. Comunque Scafadese che prova a reagire in maniera importante, ma si deve difendere ora perché Coghetto trova la deviazione di Ciurleo e la rimessa laterale per il Latte Dolce. Senza esito, recupera il possesso la Scafadese, che ha subito fatto ripartire l'azione, un rimpallo, poi convinto non riesce a trovare Sicurella. Ancora un lancio, Baldan, recuperato il pallone. Volpicelli, il tocco dentro, c'è la deviazione
Ancora il numero 7 all'indietro, un po' rischioso, ma Baldan riesce ad allontanare solo per un attimo, perché dall'altra parte ha recuperato il possesso del latte dolce facendo ripartire Loru. Poi il tocco sulla destra per Coghetto, la posizione sembra essere regolare da parte di Mair, il tocco dentro per Coghetto, chiusura di Ciurleo, ma poi c'è l'ingenuità e calcio di rigore per il latte dolce. Ingenuità da parte di Ciurleo, che si è fatto prendere il tempo da Coghetto, sembrava in controllo, non ha avuto dubbi il direttore di gara. Calcio di rigore per la squadra di Mister Fini, e andiamo a rivedere. C'è stato l'inserimento da parte del numero 19, l'impatto con Ciurleo, che qui è stato veramente ingenuo, ha agganciato il diretto avversario, non ha avuto dubbi, lo dicevamo, il signor Tuderti di Reggio Emilia ad assegnare il penalty. Occasionissima per la squadra di Mister Fini per andare sul 2-0. C'è Cabeccia con il pallone tra le mani, lui che ha già siglato un calcio di rigore in questa stagione. Ed è proprio lui che andrà alla battuta, il capitano del latte dolce contro Leonardo. Il fischio da parte dell'arbitro, parte Cabeccia con il destro centrale, 2-0 per il Sassari Latte Dolce, segna Cabeccia, il capitano, secondo gol stagionale, 0-2 al Vitiello. Esecuzione perfetta per Marco Cabeccia, classe 87, che ha battuto Leonardo. Esecuzione bassa centrale, Leonardo si è gettato dalla parte opposta e non ha potuto nulla. Il raddoppio a sorpresa del Sassari Latte Dolce, che dunque conduce per 2-0 sulla Scafatese. 2 reti arrivate in 5 minuti, prima con Loru e ora Cabeccia, e la montagna da scalare diventa sempre più in salita per la Scafatese, con mister Esposito un po' incredulo per quanto accaduto. Sembrava in controllo la sua squadra, però le azioni di rimessa stanno facendo male alla Scafatese. Qui Maggio mette il pallone al centro, non trova Convitto, facile presa per Salvato. Ancora un lancio a cercare Tannor, l'uscita da parte di Leonardo difeso da Baldan. Ciurleo ha la responsabilità, in occasione del rigore, di essersi fatto anticipare in maniera troppo scolastica e ingenua da Coghetto. Ancora una volta protagonista Mair, che dopo l'assist ha propiziato l'azione che ha causato successivamente il rigore. Ora il pallone per Guerra, vedremo se in questi 7 minuti la Scafatese riuscirà almeno a ridurre le distanze. Faiello prova un gioco di gambe, ma in mezzo a 3 finisce per perdersi. Poi c'è un intervento in scivolata di Guerra, falloso secondo il direttore di gara, calcio di punizione per il Latte Dolce. Ora quello che non deve fare la squadra di mister Esposito è innervosirsi. Gelato il pubblico del Vitiello. Lo dicevamo, la Scafatese era partita bene, anche se ha rischiato un po' troppo in azioni di rimessa, ma i 2 gol arrivano un po' per ingenuità in occasione del rigore, un po' per anche astuzia del Latte Dolce, che ora con Tannor va al tiro dalla distanza. Leonardo in perfetto. Era una presa comoda, almeno all'apparenza, evidentemente no, perché poi c'è stata la respinta laterale, mentre intanto Volpicelli viene steso da Pinna. C'è calcio di punizione.
40esimo in corso, Scafatese 0, Sassari Latte Dolce 2. Qui c'è un contrasto falloso, c'è anche il primo cartellino giallo. Sì, per Coghetto, che dunque al 40esimo diventa il primo calciatore a finire sul taccuino del signor Tuderti di Reggio Emilia. Non c'è stato provvedimento disciplinare per Ciurleo in occasione del penalty. Pallone che arriva in area, Maggio di testa la tocca dalle parti di Convitto, che non può arrivarci e dunque sarà rimessa dal fondo. Nulla di fatto anche in questa circostanza. Lungo rilancio di Salvato, Loru di testa la tocca ma praticamente consegna la palla a Guerra, che va alla battuta con le mani. Ancora Guerra, ultimi 4 minuti più recupero qualora dovesse concederlo Tuderti, ma recupera il pallone il Sassari Latte Dolce, che va ancora in azione di rimessa. Tannor, c'è un po' di spazio per Loru ma preferisce allargare su Mair, che viene messo giù da Sicurella. C'è il fallo e c'è il calcio di punizione, non c'è invece il provvedimento disciplinare nonostante l'intervento in ritardo da parte del numero 25. Sta faticando ora evidentemente la squadra di mister Esposito nel cercare il bandolo della matassa per scardinare la difesa avversaria, anzi rischia di esporsi ulteriormente ad azioni di contropiede. Punizione che viene già battuta con Cabeccia, il cross al centro, il pallone che viene allontanato, la mette giù per la conclusione con il sinistro, tentata da Pinna, senza esito, pallone largo. Nessun problema per Leonardo, che fa ripartire l'azione provando a velocizzare i tempi. 3 minuti più recupero, sempre 2-0 per la squadra di mister Michele Fini. Pallone allargato su Ciurleo, scambio dai vai con Ciurleo, che viene anticipato dall'ottimo intervento di Mair. Bravissimo il calciatore in maglia numero 28. Poi Tannor va via un avversario, non riesce a raggiungere il pallone per via del raddoppio di Acquadro, che in questo momento sta giocando praticamente anche sulla linea dei difensori per dare la possibilità agli esterni di rimanere alti. Infatti è praticamente l'ultimo uomo, anche i due centrali avanzano. Ora è Baldan, il cross, pallone che viene respinto da Coghetto, calcio d'angolo per la Scafatese, che spinge a caccia del possibile gol dell'1-2. Pallone messo in aria da Volpicelli, colpo di testa allontanare di Mair, poi la conclusione volante che termina sopra la traversa. Ci ha provato Convitto, bella conclusione da parte del numero 16 con il pallone che non scende abbastanza e termina sopra la porta di Salvato. Lo rivediamo, il pallone è qui messo al centro, la chiusura ancora di Mair e poi il tentativo con il destro e il pallone che non si abbassa a sufficienza e termina sul fondo. Rimessa laterale in zona d'attacco con Coghetto che salta un avversario,
poi ancora il tocco dentro a cercare il numero 19, chiusura di Ciurleo, che questa volta non si fa beffare dall'avversario e mette direttamente in fallo laterale. Colpo di testa di Guerra in area di rigore ad allontanare Volpicelli, prova a far ripartire la Scafatese, convitto, contrastato ma riesce a scaricare su Guerra, può andare Faiello che però perde il duello con Loru. L'attaccante in ripiegamento difensivo concede la rimessa laterale solo in zona d'attacco, sta per arrivare la segnalazione del recupero, 2 minuti di recupero. Dunque meno di 120 secondi con la conclusione della distanza, un super gol della Scafatese, lo ha segnato Alberto Acquadro dal nulla, ha scaricato un destro terrificante che Salvato può solo raccogliere in fondo al sacco, tiro all'incrocio dei pali clamoroso, 2-1, l'ha riaperta la Scafatese. Tanto spazio per l'ex Siracusa che ha fatto partire un destro terrificante che si è insaccato sotto l'incrocio. Solo così la Scafatese è riuscita a scardinare la difesa del Latte Dolce con un tiro da fuori dai 30 metri. Grandissimo gol da parte di Alberto Acquadro, 1-2. Qui il fuorigioco da parte di Coghetto, è ripreso subito il gioco perché la Scafatese vuole provare nell'impresa, visto che mancano 50 secondi, addirittura a pareggiare prima dell'intervallo. Vediamo se c'è tempo per un'ultima azione, ma Ciurleo perde palla, commette anche il fallo. Non positiva la prova del numero 3 in questa prima frazione. E verosimilmente si chiuderà con il possesso per il Latte Dolce, l'ultimo di questo primo tempo. Coghetto, pallone che arriva in aria, fuori gioco di Tannor, tutto inutile. E c'è anche il duplice fischio da parte del signor Tuderti. Si rianima il Vitiello, all'intervallo però è in vantaggio il Sassari Latte Dolce per 2-1 sulla Scafatese con le reti di Loru e Cabeccia. Il punto per i padroni di casa da parte di Acquadro allo scadere del primo tempo. Noi vi invitiamo a rimanere collegati perché a breve avremo in diretta il direttore generale della Scafatese Mirko Scermino e il club manager del Sassari Latte Dolce Stefano Dapice. Rimanete collegati e ci risentiamo per il secondo tempo.
Nell'intervallo di Scafatese Sassari Latte Dolce qui al Giovanni Vitiello 2-1 per la squadra sarda con il direttore generale Mirko Scermino, un primo tempo dove vi hanno sorpreso sicuramente gli avversari, siete andati sotto di 2 gol, però c'è stata questa perla nel finale di A4 che vi dà speranza per il secondo tempo. Sì, meno male abbiamo trovato questo jolly con a quadro all'ultimo minuto. Hanno fatto un inizio con grande personalità. Speriamo che con questo gol riusciamo a rientrare in gara, ma sicuramente sarà così. In generale per voi è un campionato importante, non è una bugia che la Scafatese punti a vincere il campionato, siete lì in testa, seppur per momentaneamente scavalcati dal Trastevere. Ecco, vi aspettavate questo avversario almeno in questa prima parte di stagione e in generale un giudizio su questo campionato fino a questo momento? Siamo partiti bene come ci eravamo prefissati all'inizio e così dobbiamo continuare a lavorare. Ci aspettavamo anche la partenza giusta di altre squadre, magari la Nocerina un po' dietro, ma ci raggiungerà sicuramente in questa corsa alla vetta e dobbiamo solamente continuare per la nostra strada come stiamo lavorando e non dobbiamo farci neanche intimorire da avversari che magari partono bene, dobbiamo avere il ritmo ancora più forte per fare bene e rimontare. Manca Alessio Esposito in mezzo al campo che è un'assenza importante, però avete ritrovato Sicurella. In generale però questa squadra, come ha detto il mister, è composta da 24 titolari. Sì, esatto, abbiamo una squadra lunga, Alessio in modo precauzionale è stato fermo ai box per questa gara, la prossima sicuramente rientrerà. La rosa è lunga, quindi possiamo anche far riposare qualche giocatore per far giocare tutti quanti. Grazie. Grazie a te. Con il club manager del Sassari Latte Dolce Stefano Dapice, un punteggio di vantaggio per voi, peccato per il gol preso sul fine del primo tempo. Sì, un buon primo tempo giocato dalla nostra squadra, consapevoli di affrontare una delle candidate a vincere il campionato che annovera giocatori importanti. Non a caso il gol che hanno fatto a pochi secondi alla fine del primo tempo è la dimostrazione che sono giocatori che possono risolvere la partita in qualsiasi momento. Ma noi, come nelle altre gare, abbiamo la nostra filosofia, siamo una squadra che cerca di giocare a calcio e si fa la partita qualsiasi sia l'avversario, che possa essere la Scafatese, col massimo rispetto che possiamo portare, che sia qualsiasi. Il nostro staff sa che deve lavorare con un gruppo molto giovane, la proprietà e la società ha proprio l'obiettivo di lavorare con i giovani, siamo forse una delle realtà più giovani di tutto il campionato. Facciamo il nostro percorso, siamo contenti del lavoro che stanno facendo sia lo staff che i ragazzi e affrontiamo il secondo tempo come abbiamo affrontato il primo. Poi al 90° tireremo le somme. Ecco. In 7 giorni vi siete ritrovati ad affrontare il Trastevere e la Scafatese, che sono le due coppie di testa sostanzialmente, le uniche imbattute di questo campionato. Però in generale è un campionato che secondo lei deve dire ancora tanto per quel che riguarda le avversarie per la lotta al vertice e soprattutto il Sassari Latte Dolce che ruolo vuole recitare in questo campionato? Allora, per quanto riguarda il vertice, secondo me Trastevere e Scafatese hanno qualcosa in più rispetto alle altre. Poi sappiamo benissimo che ormai il mercato fondamentalmente è sempre aperto, quindi si apre poi la finestra di dicembre, gennaio, ci sono realtà che possono permettersi acquisti dai professionisti e quindi i valori possono ulteriormente cambiare. Fermo restando che per me, ripeto, la Scafatese e il Trastevere hanno qualcosina in più. Per quanto riguarda il nostro percorso, ripeto, noi siamo una società giovane con dei ragazzi di prospettiva e speriamo di raggiungere il prima possibile l'obiettivo della salvezza e sperare che magari qualche ragazzo che quest'anno gioca con noi il prossimo anno possa essere in qualche categoria superiore. Saremo molto contenti perché è uno dei nostri obiettivi. Grazie al club manager Stefano Dapice, noi ci risentiamo tra qualche minuto per il secondo tempo di Scafatese Sassari Latte Dolce qui dal Giovanni Vitiello.
Rieccoci rientrati in collegamento dal Giovanni Vitiello per il secondo tempo di Scafatese Sassari Latte Dolce, punteggio di 1-2 per la squadra allenata da mister Michele Fini. Le reti di Loru al 31esimo, Cabeccia su calcio di rigore al 36esimo e al scoccare del 45esimo, superato da pochi secondi, una prodezza di Alberto Acquadro che ha ridato vita alla Scafatese, permettendo di chiudere il punteggio di intervallo sotto di solo una rete. Si stava mettendo male per i ragazzi di mister Esposito, che sono pronti già ad un cambio. Vedremo chi sarà a fare l'ingresso in campo. È uscito Ciurleo, sicuramente. Lo dicevamo, non è stata positiva la prova del numero 3 nella prima frazione. Dentro Cecere. Quindi esce il 3, entra il 69. E dunque primo cambio, under per under. Entra un 2005 nella fattispecie per un 2006. Scafatese ha come under Leonardo, classe 2007, e Guerra. Ha iniziato il secondo tempo, Guerra classe 2006. Punteggio di 1-2 per il Latte Dolce, che non ha operato sostituzioni. Buona l'interpretazione della gara da parte di mister Fini, che ha messo in difficoltà soprattutto in ripartenza la Scafatese e ha colpito 2 volte, trovandosi nella situazione di vantaggio all'intervallo. Tannor difende il pallone, Loru. Ancora Loru, la scivolata di Acquadro. Occhio alla ripartenza di Faiello, che svernicia un avversario, punta pin, lo prova a saltare, rientra sul sinistro, la mette sul secondo palo, Volpicelli calcia sulla testa dell'avversario, poi Sicurella, pallone alto sopra la traversa. È ripartita fortissimo la Scafatese, che vuole il gol del pareggio subito. Rivediamo l'azione mentre il gioco è fermo per un infortunio ad un difensore del Latte Dolce. Bella giocata di Faiello, il pallone al centro. Forse ci ha pensato un po' troppo Volpicelli, che ha schiacciato il sinistro, che è terminato sulla testa di Pinna, il quale a sua volta è rimasto giù. Entra in campo lo staff medico. Non è cambiato nulla tatticamente per la Scafatese, che rispetto al primo tempo gioca con Leonardo tra i pali, Guerra, Baldan, Sus in difesa, Faiello, Sicurella, Acquadro e Cecere entrato al posto di Ciurleo. Volpicelli, Maggio convitto in avanti. Dall'altra parte il Sassari Latte Dolce con Salvato, Aiello, Cabeccia, Pinna, Coghetto, Mair, Piredda, Cotugno, Luiu, Loru e Tannor in avanti. Come dicevamo anche ad inizio match, solo 7 le alternative a disposizione di mister Fini, che sono Petricciolo, Di Paolo, Fiori, Pulina, Asproni, Fischer e Sangaré. Ne ha una in meno ora la Scafatese, mentre intanto c'è una trattenuta abbastanza evidente di Cotugno. L'arbitro non opta per la strada del cartellino, che fino ad ora è stato sventolato solo a Cotugno, anzi a Coghetto, chiedo scusa. Ma intanto la Scafatese è già tornata in avanti. Il cross, l'anticipo da parte di Salvato, che subisce anche fallo da parte di Maggio. Intanto è rientrato in campo Piredda, era lui che è rimasto infortunato nella circostanza precedente. E il calcio di punizione per il Sassari Latte Dolce. Sono trascorsi 3 minuti circa del secondo tempo, non è cambiato il punteggio, sempre 1-2 al Giovanni Vitiello. Rimessa laterale per la squadra di mister Fini, che prova a riversarsi di nuovo in avanti. Pinna. Baldan subisce fallo e c'è anche il cartellino giallo per Luiu.
Ammoniti i due esterni del Sassari Latte Dolce. Dopo Goghetto ora è Luiu a prendersi il cartellino giallo, entrata in ritardo ai danni di Faiello, dunque punizione per la Scafatese nella propria metà campo. Si deve ripetere però la battuta. Non riesce ad agganciare il pallone convitto, lancio in avanti a cercare uno tra Tannor e Loru. In seconda battuta il numero 9 Scuola Parma, attaccante svedese classe 2005, che ha provato a controllare il pallone ma non a trattenerlo. Pallone cambiato dalle parti di Cecere, anticipato da Coghetto, rimessa laterale. Sicurella. Cecere. Joaquin Sus. Baldan. Cerca di coinvolgere tutti i calciatori nella manovra la Scafatese, che però riparte dalla sinistra ancora con Sus. Lungo lancio per Mimo Maggio, c'è un colpo di testa all'indietro all'uscita da parte di Salvato, che tiene il pallone in campo e non concede il calcio d'angolo. Prova un po' ad abbassare il ritmo il Sassari Latte Dolce, ma siamo solo ad inizio ripresa, sono passati 5 minuti e 40 secondi in questo momento, sempre 1-2. C'è un fallo di mano da parte di Joaquin Sus, calcio di punizione per il Sassari Latte Dolce, che prova ad alzare il proprio baricentro. Quello di Acquadro è stato il primo gol stagionale con la maglia della Scafatese, una perla che avremo modo di rivedere e rivedere nel corso della settimana. Mentre intanto c'è un pallone che arriva direttamente nell'area di rigore, ma anche direttamente tra le braccia di Leonardo, che fa sua la palla e fa ripartire l'azione. Cecere. Tocco centrale. C'è il fallo su Tannor. Calcio di punizione conquistato da Quadro, che ha già battuto Guerra, con tutti gli effettivi praticamente nella metà campo avversaria la Scafatese, ora con Volpicelli. Un po' di spazio per la conclusione. Cecere con il destro a giro, tentato dall'ex Nocerina, pallone alto sopra la traversa. Si ripartirà dal rinvio di Salvato, mentre rivediamo l'opportunità di poco fa. Sempre protagonista convitto, che sta svariando su tutto il fronte, anche se non riesce ad essere incisivo dal punto di vista delle occasioni da gol. Intanto il gioco è fermo per un fallo ai danni di Mair, sicuramente tra i migliori per la sua squadra, con l'assist per il gol di Loru e anche il passaggio in occasione del rigore conquistato da Coghetto per fallo di Ciurleo. Salvato sempre profondo a cercare un compagno. Sulla seconda battuta arriva Mair. Coghetto salta, Sus può entrare nell'area di rigore. Coghetto, la palla arretrata con il tocco non volontario, secondo il direttore di gara, all'indietro da parte di Guerra per Leonardo. Si lamenta Fini perché probabilmente si aspettava un suo calciatore arrivare su questa palla ben messa da Coghetto, ma né Tannor e né Loru e Cotugno, che era presente nei pressi dell'area di rigore, sono riusciti a trovare la zampata per il possibile 3-1. Ripartita la Scafatese con Acquadro.
Gioco allargato su Volpicelli, più arretrato rispetto a Faiello, che praticamente è un attaccante aggiunto. Ora Convitto prova a scambiare, ma non ci riesce con Sicurella. Il pallone perso dalla Scafatese. Bel lavoro di Tannor, che di fisico va via 2 avversari di forza, poi allarga sulla destra in maniera non perfetta per Mair. Aveva fatto tutto benissimo Emanuel Tannor, infatti si infuria Fini perché avrebbe voluto il pallone sull'Oro, che si era allargato e aveva un po' di spazio. Dall'altra parte la Scafatese con Volpicelli, punta Cotugno, entra in area, il tocco, Maggio, una sorta di velo per Convitto, ma la difesa che passò il pallone. Poi ancora Tannor di fisico, ci sta mettendo tantissima buona volontà il numero 9, che poi fa ripartire l'azione dove c'è Luiu. Il contrasto non è falloso da parte di Faiello. È pronto mister Esposito con una nuova sostituzione. La rimessa già battuta però dalla Scafatese. Vedremo, sarà il turno di Orefice, mentre intanto Volpicelli, il tocco di Maggio, Convitto, Sicurella, cambia tutto per Faiello, che può puntare Luiu, che è già ammonito. Il cross al centro per Convitto, che viene spostato regolarmente secondo il direttore di gara, ma si continua a giocare. Cecere, contro cross, colpo di testa da parte di Gabbeccia da allontanare. Poi ancora Guerra da allargare su Faiello, punta all'avversario, c'è un contrasto, l'ultimo tocco è di Loru, rimessa laterale, pronto il cambio, che però non viene concordato in quanto l'arbitro non si è accorto della segnalazione del primo assistente, e dunque si continua a giocare. Cecere, Sus, il cross per il colpo di testa, la respinta, poi Cecere, raso terra, fuori. E ora sì, arriva il momento del cambio, vediamo chi sarà ad uscire per far posto ad Orefice. Vedremo se alzerà ancora il baricentro. E invece esce Roberto Convitto. Applausi del pubblico. Nel frattempo rivediamo la conclusione di Cecere. Al 10° della ripresa fuori Roberto Convitto, dentro Antonio Orefice. Nonostante la pressione, gioca dal basso, almeno prova ad uscire dal basso il Latte Dolce con il rilancio a cercare Loru. Non c'è fallo secondo il direttore di gara, sponda di Maggio, l'anticipo imperioso da parte del numero 8 Cotugno, che poi trova anche un fallo di mano. E il calcio di punizione per il latte salsa di Latte Dolce. Punizione già battuta. Attenzione all'inserimento in area di rigore, lo slalom finisce giù. Luiu, più scivolato, che ha ricevuto un colpo falloso, infatti l'arbitro ha lasciato giocare, ma ancora il Latte Dolce che va in avanti con Tannor fuori gioco. Dunque punizione per la Scafatese. È ripresa l'azione della Scafatese, che cerca il gol del pareggio per poi provare ad andare all'assalto dei 3 punti e riprendersi la vetta della classifica, che per il momento è appannaggio del Trastevere, che ha vinto nell'anticipo contro l'Atletico Lodigiani per 1-0. Volpicelli entra in area di rigore, mette il cross. Cecere sul secondo palo, Cecere il tocco dentro per la conclusione, la grandissima parata di Salvato. Che riflesso da parte del numero 1 del Sassari Latte Dolce, sembrava già destinato a finire in porta la conclusione di Orefice, ma con un intervento distinto, felino, del portiere in maglia numero 1, che rivediamo ora. È stato l'ottimo lavoro di Cecere, il pallone in un attimo si è girato il neoentrato,
ma con una mano, una parata bassa centrale, il tiro arrivava anche a moderata velocità. Bravissimo il portiere della squadra di Mister Fini. Ora ancora Scafatese che prova a chiudere nella metà campo il Sassari Latte Dolce, nella propria metà campo. Sicurella, Joaquin Sus, Cecere. Buono l'impatto qui, non c'è fallo secondo il direttore di gara. Protesta il pubblico e anche la panchina di Mister Esposito. Tannor ancora con un buon lavoro a far salire la squadra. Tannor salta a quadro, poi punta a Sus, c'è una deviazione, il pallone che non esce, recuperato dalla Scafatese. Tanto lavoro sporco per Emanuel Tannor, che però gli manca l'ultimo guizzo, vanificando così tutto quello che di buono sta cercando di produrre per mantenere la squadra alta. Scafatese dall'altra parte con Guerra che ha servito Volpicelli. Il tocco dentro, Maggio gioca a spalla alla porta, Maggio prova a girarsi, deve allargare dalla parte opposta con l'esterno per Raffaello, centrale per Volpicelli che ha un po' di spazio, viene invitato al tiro, poi ci va, deviazione, calcio d'angolo. Il primo corner della ripresa per la Scafatese, quando da pochi secondi abbiamo superato l'ora di gioco. Volpicelli come sempre sul punto di battuta, pallone che arriva per il colpo di testa da allontanare da parte di Pinna. Cecere scambia con Volpicelli, il cross allontanato in fallo laterale, ma ancora Scafatese che può rimanere in attacco. Cecere, Faiello, il cross, Cabeccia giganteggia su Maggio, pallone in fallo laterale. Che viene battuto da Faiello, Orefice, scambio tra i due, il pallone però è uscito nel rimbalzo, dunque nulla di fatto, rimessa laterale per la squadra in maglia blu scuro. Con tutta la calma Pinna, ancora nessun cambio per il Sassari Latte Dolce, 2 per la Scafatese, sono entrati Cecere e Orefice che sicuramente hanno avuto un buon impatto sulla partita. Qui intanto proprio Orefice va a duellare con Pinna, riesce a tenere innanzi il pallone in campo Luiu, rimessa laterale per il Scafatese. Scafatese che cambia lato, viene di nuovo dalle parti di Cecere. L'obiettivo è puntare sugli esterni perché sia Luiu che Coghetto nelle file del Latte Dolce sono ammoniti, gli unici 2 ammoniti, entrambi gli esterni di fascia. E vedremo se Fini vorrà portare qualche correttivo proprio da questo punto di vista. Sus pensa al cross, poi ci rinuncia, riceve di nuovo e ora ci va. Pallone per Maggio che tenta la rovesciata, finisce giù ma non c'è fallo. Ancora Faiello, pallone messo al centro, un rimpallo, Maggio, area piccola, Maggio, respinta quasi sulla linea di porta a salvare il Sassari Latte Dolce, ma non è finita. Sus, pallone al centro, respinta per il pallone che arriva dalle parti di Salvato. Grande occasione per Domenico Maggio, che non ha avuto tante opportunità per andare al tiro verso lo specchio della porta, ma qui si è girato bene, è stato lucido nel controllare il pallone, ma c'è stata la respinta sulla linea da parte di un difensore. Mentre intanto c'è il cartellino giallo per l'Oru, il terzo ammonito. E forse c'è anche il terzo cambio per la Scafatese. E infatti
che però non arriva ora, ma all'azione successiva. Dunque al 64esimo ammonito Loru per aver buttato via il pallone a gioco fermo. 3 ammoniti tutti di marca ospite, mentre intanto Sicurella prova a trovare lo spazio e decide di cambiare lato su Faiello. Pallone troppo forte calciato dal numero 25, che però viene tenuto in campo da Faiello. Sembrava uscito questo pallone, invece lo ha tenuto in campo il numero 19, che ora cerca uno spazio per servire Volpicelli, che stavolta ha provato a cercare Maggio, chiuso dalla difesa, non riesce a ripartire il Latte Dolce, che ora sembra un po' alle corde. Orefice si destreggia, mette il pallone nel mezzo, il solito Cabeccia ad allontanare, la mette giù in qualche modo la Scafatese. Poi c'è il fallo di Tannor ai danni di Acquadro. È pronto il cambio per i padroni di casa, entrerà Ciro Palmieri, maglia numero 27, ed esce Giuseppe Faiello. Alza ulteriormente il tasso offensivo mister Esposito per cercare di mantenere l'imbattibilità, mentre intanto c'è la punizione che viene battuta in aria. C'è un fallo in attacco, 2 calciatori a terra del Sassari Latte Dolce, uno è Coghetto sicuramente, l'altro è Cabeccia. Il fallo e il calcio di punizione per la squadra di mister Fini, che è pronto alla contromossa. Mentre dall'altra parte è pronto a entrare anche Molinaro nella Scafatese, l'uomo che a gara in corso può fare la differenza. Si attende invece per il cambio del Latte Dolce. Vediamo se l'intento di mister Fini è togliere uno dei 3 ammoniti o di inserire comunque un calciatore per provare a difendere ulteriormente questo risultato che sta maturando fino a questo momento. Pronti cambi, entra con la maglia numero 22 Asproni, esce Cotugno, maglia numero 8 al 67esimo. Mentre c'è ancora da attendere per Molinaro, anzi no, si è tolto ora la pettorina ed entra in campo Salvatore Molinaro, fuori Giuseppe Sicurella. Dunque 67 minuti per il centrocampista, che oggi tornava titolare, la prima ufficiale in questa stagione. È un altro attaccante per la Scafatese che vuole il 2-2. Cambia di lato a cercare e trovare Joaquin Sus, il tocco dentro proprio su Molinaro, anzi si trattava di Orefice che non ha controllato il pallone, che è terminato stavolta in fallo laterale. Riprende il possesso la squadra di mister Esposito, che torna all'attacco con Baldan a quadro. Lancio verso l'area di rigore dove Maggio è in fuorigioco, si era alzata la bandierina, l'arbitro lascia giocare e può ripartire il Latte Dolce in contropiede, spinge e subisce fallo e arriva la sacrosanta ammonizione per Guerra. Ottima giocata da parte del Latte Dolce in ripartenza. Ed è stato probabilmente Mair a subire fallo, ancora lui protagonista.
anzi è stato Loru a subire il fallo. Grandi protagonisti il 28 e il 10 del Latte Dolce. Dunque prima munizione anche in casa scafatese, se l'è presa a guerra. E punizione per il Latte Dolce che può rimanere in zona d'attacco, mentre nel frattempo ne approfitta Mister Fini per dare qualche indicazione ad Aiello. Calcio di punizione direttamente verso lo specchio della porta, c'è una deviazione da parte di Palmieri e dunque calcio d'angolo per i sardi che continuano ad attaccare. L'arbitro vuole parlare con i calciatori in area di rigore. Qualcosa da chiarire dalle parti dell'area piccola. No, non si può ripartire perché Maggio ha avuto qualcosa da ridire verso un calciatore della squadra avversaria. Si può andare, il pallone che arriva in area di rigore, c'è un fallo in attacco. Era praticamente un fallo promesso vista la situazione, mentre intanto Tannor è finito a terra e probabilmente sarà lui ad uscire tra poco perché il gioco è già ripreso. Si è risistemata la squadra di Mister Fini che ora sembra schierata con un 5-4-1 per cercare con le unghie e con i denti di riprendere, di tenere o meglio il punteggio così com'è, portare a casa un risultato che sarebbe fondamentale e soprattutto clamoroso. Pronto ad entrare con la maglia numero 21 Pulina, mentre intanto il pallone arriva in area per la conclusione, il pareggio della Scafatese proprio con Salvatore Molinaro, la zampata del neoentrato. 2-2 al Vitiello. E si infiamma di nuovo il Giovanni Vitiello. 2-2 la ripresa la squadra di Mister Esposito e ora ci sono 20 minuti più recupero per provare a vincere questa partita. Lo dicevamo, l'uomo dei secondi tempi, Salvatore Molinaro, terzo gol nella ripresa. E ora può iniziare davvero un'altra partita. Con la Scafatese che cercherà la vittoria per scavalcare il Trastevere in classifica. Qui c'è una sbracciata non vista dall'arbitro ai danni di Capeccia, ma il possesso è per Mair. Luio all'indietro per Pinna. Era pronto a fare la sostituzione Mister Fini con l'uscita di Tannor per far posto a Pulina, ma il gol subito può cambiare le carte in tavola, anche se lo vediamo ancora pronto il numero 21. Vedremo ora quale sarà l'atteggiamento della Scafatese che continua ad attaccare a quadro. Ha scaricato per Palmieri, il cambio su Sus, cross al centro, anticipo di Cabeccia su Maggio, poi c'è il fallo su Acquadro, calcio di punizione. L'abbiamo rivisto prima il gol, si è persa la marcatura su Sasà Molinaro che non ha lasciato scampo a Salvato. E torna a spingere il pubblico di casa per questa Scafatese che vuole trovare il vantaggio. Punizione battuta al centro dell'area di rigore, l'anticipo di testa, poi Tannor alla stessa maniera prova ad allontanare a quadro, la rimette dentro, una serie di rimpalli con il fallo in attacco commesso da Orefice.
Calcio di punizione, pronta anche l'ultima sostituzione per la Scafatese. Vedremo se vorrà inserire qualche altro elemento per dare una mano in fase offensiva. Ecco i cambi, anzi solo il cambio, perché per solo quello della Scafatese si effettuerà. Ora arriva anche Pulina, esce Guerra, entra Esposito, toglie il calciatore ammonito mister Esposito. Fuori dunque Vincenzo Guerra, dentro Catello Esposito al 75esimo. Chiude così i cambi il tecnico della Scafatese. E come dicevamo prima, fuori Tannor, dentro Pulina per il Sassari Latte Dolce. Tanto lavoro sporco per il centravanti della squadra sarda, che però non è riuscito a lasciare il timbro su questa partita. Qui c'è un fallo abbastanza plateale ai danni di Baldan, commesso da Sproni, e dunque calcio di punizione. Fallo anche qui da parte di Loru, che è già ammonito. Deve fare attenzione il numero 10. Sassari Latte Dolce che deve cercare di contenere questa Scafatese, che grazie soprattutto al gol di Acquadro è rientrata in campo con un solo gol da recuperare. Pareggio che è arrivato per merito di Molinaro. Il pallone che arriva dall'altro lato, il colpo di testa di Cochetto, rimessa laterale. Cecere entra in area, finisce giù, non c'è fallo. In piedi tutta la tribuna e anche tutta la panchina della Scafatese a reclamare il rigore. Volpicelli rischia di perderla, ma poi riesce a passare, subisce fallo, ingenuo qui il calciatore del Latte Dolce nel commettere l'intervento. Si tratta di Pinna, che ha perso il tempo del contrasto con Volpicelli. Rivediamo intanto l'azione precedente, dove la Scafatese ha reclamato per un possibile contatto da rigore. Ha lasciato giocare Tuderti, ma intanto c'è una punizione molto interessante per la squadra di mister Esposito, con Volpicelli sul punto di battuta. Il fischio da parte dell'arbitro. Parte Volpicelli con il sinistro, pallone alto sopra la traversa. Non si è abbassata la traiettoria del numero 7 che ci ha provato. Ma non ha trovato lo specchio della porta. Siamo a 12 minuti più recupero al Giovanni Vitiello, sempre 2-2. Fini in panchina incita i suoi ad alzare soprattutto il baricentro, ma ha recuperato il pallone la Scafatese. C'è anche una posizione di fuorigioco che viene segnalata, perché il pallone lanciato in avanti a cercare Molinaro viene stoppato come azione. Punizione che però deve essere ripetuta. C'è Baldan sul punto di battuta. Gioco allargato sulla destra per Palmieri. È una Scafatese sicuramente molto più offensiva in questo momento. Il pareggio in un certo senso serve a poco, visto che
permetterebbe solo l'aggancio al Trastevere in vetta, perdendo così 2 punti rispetto al turno precedente. Soprattutto permetterebbe alle rivali eventualmente di avvicinarsi. Il pallone al centro, colpo di testa da parte di Volpicelli, pallone sul fondo. I cross dalla destra stanno diventando un fattore per la Scafatese, come in occasione del 2 pari di Molinaro. Questa volta c'è stato l'anticipo da parte di Emilio Volpicelli, che ha anticipato a sua volta anche lo stesso Molinaro. Mentre intanto il Latte Dolce non riesce più a risalire il campo, rimessa laterale nella 3/4 offensiva, da battere leggermente più indietro, ma eseguita ora da Palmieri, che ha scambiato con Orefice, prova ad accentrarsi il numero 11, poi allarga di nuovo ancora su Palmieri. Cerca un compagno a cui scaricare il pallone, lo trova in Catello Esposito, il cross per Mimmo Maggio di testa, salvato in qualche modo, e poi fuori gioco di Molinaro, che ha provato a intervenire sul pallone. Non perfetto, salvato nell'intervento, con il pallone che gli era sfuggito di mano, ma comunque un ottimo istinto nel rilanciare di piede, contrastato da Molinaro, giudicato in posizione di fuorigioco. E dunque punizione quando abbiamo superato da 15 secondi l'80°. Colpo di testa a cercare e trovare Orefice, trattenuto in maniera plateale. Calcio di punizione. Il fallo è di Asproni. Tutta nella metà campo avversario della Scafatese, il solo Leonardo a difendere nella propria. Ora deve arretrare, ma subito andare in avanti in verticale. Sus, Cecere trova il cambio di lato su Volpicelli, Maggio per Palmieri, non Volpicelli che era già entrato in area di rigore. Il pallone termina alto sopra la traversa. Vedremo quali saranno le prossime mosse di Mister Fini, che è rimasto praticamente con 3 cambi. Sono ancora a disposizione il secondo portiere Petricciolo, Di Paolo, Fiori, Fischer e Sangaré. Ha recuperato già il pallone la Scafatese. Dovrebbe uscire Loru, sono 2 cambi, uno è Sangaré sicuro, l'altro vedremo chi sarà a fare l'ingresso in campo. Potrebbe essere un difensore, potrebbe essere anche Fischer, anzi no, è Di Paolo. Dunque Sangaré e Di Paolo per questo finale del Latte Dolce, che però ha un'opportunità per andare in ripartenza con Luiu. Chiusura da parte di Catello Esposito. Luiu non può neanche intervenire perché è già ammonito, riesce comunque a contrastare, ma il possesso è per la squadra in maglia gialla. Palmieri, Volpicelli, Esposito, lo scarico ancora per Volpicelli, che deve destreggiarsi ma poi è costretto ad allargare su Esposito. Cross murato, un rimpallo non giudicato falloso, poi c'è l'intervento irregolare ingenuo da parte di Luiu, che oltre ad essere già ammonito, ma non viene sanzionato nuovamente dal punto di vista disciplinare, è arrivato in una zona di campo dove Esposito si era allungato il pallone, sembrava ormai averlo perso, invece concede una punizione molto molto pericolosa per la Scafatese in zona d'attacco. È sempre dal piede di Emilio Volpicelli, le ha battute tutte lui fino ad ora le punizioni, mentre lui si accascia a terra. Da capire se sono crampi oppure semplicemente benzina o un colpo, benzina finita o un colpo accusato nel contrasto precedente. Ultimi
dettami di mister Fini per Di Paolo e Sangaré, che dovranno aiutare la squadra a difendere questo 2-2. Volpicelli chiede all'arbitro di recuperare quanto si sta perdendo. Luiu ha lasciato il campo, dunque si può procedere alla battuta del calcio di punizione. Pallone di Volpicelli in aria, Sus la sponda per la conclusione da parte di Baldan. C'è un fallo in attacco, ma c'era anche fuorigioco, dunque tutto inutile. Aveva comunque preso il pallone il portiere del Latte Dolce. Ecco i cambi all'85esimo, fuori Loru e dentro Di Paolo. E dentro anche Sangaré. Con calma Loru. Tutto tempo che sarà recuperato. E poi entra appunto, come diciamo, maglia numero 66 Sangaré, fuori Luiu, che non lo vediamo rientrare in campo dall'altra parte. Sì, esatto, Luiu lascia il campo, toglie 2 dei 3 ammoniti. Ancora un cambio a disposizione per il tecnico, che dunque si affida a Sangaré in questo finale, oltre a Di Paolo. Banjungu, Sangaré, Touré, calciatore naturalizzato spagnolo, classe 2006, che entra in campo in questo finale per dare il suo contributo per cercare di portare a casa questo risultato positivo. Qui finisce giù Esposito, ma non c'è fallo, anzi è Palmieri. L'arbitro lo ha invitato a rialzarsi, facendo riprendere il gioco una rimessa laterale che sarà battuta da Pinna. Sbagliata la rimessa, anzi era Coghetto. Attenzione perché c'è il cartellino giallo, l'arbitro ha fatto riprendere il gioco. E infatti era già ammonito Coghetto. Coghetto ha buttato via il pallone, già ammonito, secondo cartellino giallo. Sassari Latte Dolce in 10 uomini in questo finale, ingenuità colossale da parte del numero 19. L'arbitro in un primo momento non aveva fatto capire che si trattava di un secondo giallo. Ingenuità colossale di Coghetto, che lascia i suoi in 10 per gli ultimi 3 minuti più recupero. Ed è già pronto Fischer per mister Fini. Vedremo se ora dovrà rinunciare all'unico attaccante rimasto o chi per lui. Fatto sta che ora la Scafatese può attaccare con un uomo in più e lo fa con Volpicelli. Scambio con Acquadro, Volpicelli riesce ad agganciare ed evitare la ripartenza. Sus, cross sul secondo palo, direttamente tra le braccia di Salvato. Da sinistra tutti i palloni sono stati preda del portiere. È pronto Fischer, che alla prima interruzione utile farà il suo ingresso in campo. Ma davvero colossale l'ingenuità di Coghetto, che non solo ha sbagliato il modo di battere la rimessa laterale, ma poi ha buttato via il pallone, forse dimenticando dell'ammonizione rimediata nel primo tempo. Aveva anche cambiato posizione con Pinna, che si era allargato sulla sinistra, e lui dalla fascia di destra era passato al centro-sinistra. Ma intanto Scafatesi ancora in attacco con Orefice. Acquadro, pallone dentro, di nuovo tra le braccia di Salvato, che però lascia scorrere. Non bene i cross per la Scafatese, solo dall'out di destra sono arrivati i pericoli maggiori. E rinvio per Salvato, mentre Fini ha rimandato a scaldare Fischer.
Ultimo minuto e 15 secondi prima del recupero. Sangaré allontana il pallone ma solo per un attimo. Cecere, Molinaro, Joaquin Sus allarga per Cecere, duello con Sangaré. Sus, Baldan, tutta la Scafatese negli ultimi 35-40 metri avversari, il pallone che arriva in area di rigore, il contrasto con Cabeccia, un fallo, intervento irregolare da parte di Palmieri dovrebbe essere, e arriva anche il cartellino giallo per il numero 27, calcio di punizione, entrata in ritardo ai danni dell'esperto difensore del Sassari Latte Dolce. Dunque secondo cartellino in casa Scafatese al 90°. Gioco ancora fermo quando è scoccato il 90°, ma non c'è stata la segnalazione del recupero. Almeno non ci è parso di vedere la segnalazione del recupero. Siamo oltre il 90°, ma comunque sarà un recupero extra large probabilmente, almeno 5 minuti. Vediamo, ora arriva la segnalazione con 30 secondi di ritardo. 6 minuti di recupero. Da capire se partiranno da questo preciso istante oppure, diciamo, è stato aggiunto un minuto per il ritardo della segnalazione. Vediamo, dovrebbe finire la partita a 96-40 e la Scafatese dunque ancora poco meno di 300 secondi per cercare di vincere questa partita e riprendersi la vetta solitaria della classifica. Sus, ancora un cross e salvato, sbaglia Salvato, Palmieri, pallone sul fondo. Forse il primo vero errore di Salvato di tutta la partita, rischiato di pagarlo carissimo, ma Palmieri lo ha graziato calciando alto sopra la traversa, occasione per la Scafatese per il 3-2. Salvato va al rilancio, non c'è fallo, si continua a giocare. Fini invita il suo calciatore Pulina a riprendere posizione e difendere questo risultato. Esposito, Volpicelli, il cross ancora in area di rigore, Sangaré in qualche modo poi riesce a rimediare dopo aver calciato addosso a un avversario. Pulina finisce giù, c'è il fallo e c'è il calcio di punizione per il Sassari Latte Dolce che respira in questo finale. 92-40, altri 4 minuti scarsi prima della fine di questa partita, che ricordiamo si era messa male per la Scafatese, sotto di 2 gol al 35esimo del primo tempo, poi a quadro con un jolly dalla distanza ha trovato il gol che ha riaperto i giochi e a metà ripresa è arrivato il pareggio di Molinaro. Questo finale i padroni di casa giocano con un uomo in più per l'espulsione di Coghetto, doppia ammonizione, e attaccano ora con Sus. Cecere fa scattare Orefice, linea di fondo, cross al centro per Maggio, anticipo a quadro, colpo di testa dalle parti di Sus che può rimettere un altro pallone al centro, lo fa, allontanato da Iello, poi c'è un tocco non falloso e Baldan che ricomincia da Catallo Esposito.
Gioco allargato per Volpicelli, che praticamente in questo secondo tempo ha giocato da ala di centrocampo piuttosto che ala offensiva. Cercare di dare una mano all'impostazione della manovra. Finisce per perdere il pallone, ma la rimessa laterale è in favore della squadra in maglia gialla. Baldan, Palmieri, cross al centro, Maggio di testa, Cabeccia, ancora Cabeccia ad allontanare, ma ancora non ha finito la Scafadese. Cecere sbaglia completamente il cross, troppa fretta per il numero 69, che non ha alzato lo sguardo per vedere chi c'era dall'altra parte, ha messo al centro, non ha trovato nessuno e dunque si ripartirà dal rinvio per Salvato. Stiamo entrando nell'ultimo minuto di recupero, da capire se l'arbitro riterrà di prolungarlo, visto che la segnalazione è arrivata a 90:45. Probabilmente si dovrebbe andare per la chiusura al 96esimo esatto. Dunque ultimo minuto di questa partita. Tunnel di Palmieri per far ripartire l'azione, poi deve ritornare sui suoi passi, ripartire da Catello Esposito. Prova a salire la Scafadese con Baldan. Sus si sovrappone Cecere, Sus va da Baldan all'indietro a quadro, il cross di Palmieri profondo per Baldan, colpo di testa, deviazione, calcio d'angolo. L'ultima azione per la Scafadese, 20 secondi al 96esimo, calcio d'angolo per la squadra di mister Esposito. Volpicelli sul punto di battuta, il cross in area di rigore, salvato in qualche modo, poi ancora la Scafadese, Palmieri, contro cross, pallone in aria, Maggio di testa, fuori, era tutto regolare. E finisce qui la partita 2-2 al Giovanni Vitiello tra Scafadese e Sassari Latte Dolce. Doppio vantaggio per i sardi con Loru e Cabeccia nel primo tempo a 4, dimezzato le distanze alla fine della prima frazione di gioco. Poi è arrivato nella ripresa il pareggio di Molinaro, non è bastata la superiorità numerica alla Scafadese per chiudere in attacco la partita e portare a casa il risultato. Finisce 2-2 con i padroni di casa che agganciano il Trastevere a quota 24 in classifica. Interrompe la fila di sconfitte la Sassari Latte Dolce con questo punto, salendo a quota 14 dopo 10 giornate. Il migliore in campo di questa partita è sicuramente Alberto Acquadro, che grazie al suo gol dalla distanza ha permesso ai suoi di ritrovare il punteggio sull'1-2. Noi vi invitiamo a rimanere collegati qui su Vivo Azzurro TV e canale YouTube Lega Nazionale Dilettanti, perché a breve avremo in diretta il migliore in campo Alberto Acquadro e soprattutto i due allenatori Gianluca Esposito e Michele Fini. Un saluto da Nando Armenate, ci risentiamo tra pochissimo per le interviste.
Eccoci di nuovo in diretta nel post match di Scafatese Sassari Latte Dolce 2-2 con mister Michele Fini. Mister, eravate partiti veramente molto bene, 2 gol di vantaggio, forse il gol a fine primo tempo vi ha un po', diciamo, destabilizzato, ma comunque avete tenuto bene il campo, è arrivato il pareggio e portate a casa un punto positivo dopo 3 sconfitte di fila. Beh sì, non era facile venire alla quarta partita dopo 3 che ne avevamo perse, venire in questo campo qua è difficile, però secondo me è stata la partita giusta nel momento giusto, dove mi aspettavo dalla squadra una reazione di questo genere, dal punto di vista tecnico, dal punto di vista fisico, dal punto di vista del sacrificio che la squadra ha messo in campo. È stata una partita spettacolare per quello che penso io. Ovviamente, come hai detto tu, il gol a fine primo tempo sicuramente ci ha un po' destabilizzato, sapevamo che la ripresa sarebbe stata dura, abbiamo cercato di chiudere il più possibile gli esterni per evitare che questa palla venisse crossata dentro l'area, perché sapevamo e tutti sanno che la Scafatese davanti e dentro l'area ha giocatori importanti, quindi abbiamo cercato di limitare il più possibile. Merito anche alla Scafatese che è riuscita ad agguantare il pareggio, secondo me diciamo un risultato giusto per i due tempi che si sono disputati. Per voi questo punto è un punto di ripartenza, un punto per il percorso che state interpretando? Perché comunque siete partiti bene, sono arrivate queste 3 sconfitte di fila che erano un po' un incidente di percorso nel vostro cammino, però oggi portate a casa un punto contro una delle squadre di vertice. Sì, noi siamo venuti qua naturalmente con grande rispetto nei confronti di un avversario difficile, però a testa alta a giocarci la partita, abbiamo utilizzato le nostre armi che avevamo a disposizione. È un punto importante per il nostro percorso, perché il nostro percorso è raggiungere quanto prima la quota salvezza. Questa squadra ha le qualità e le capacità per poterlo fare, anche quando si è perso abbiamo sempre comunque fatto prestazioni importanti, quindi poi il risultato della partita sempre dipende da episodi che a volte non sono il reale valore di quello che tu hai fatto in campo. Lavoriamo bene in settimana e continuiamo ad andare avanti, a guardare avanti. Grazie mister e in bocca al lupo per le prossime partite. Esposito, buonasera mister. Buonasera. Un pareggio che lascia l'amaro in bocca, perché nel primo tempo sono stati 5 minuti tra virgolette di blackout, dove però sono arrivati questi 2 gol. Siete stati bravi a riprenderla, soprattutto con l'1-2 di Acquadro, con il grandissimo gol di Acquadro, e a crederci nella ripresa, però poi è mancata la zampata finale per vincere la partita. Sì, il rammarico è grosso. Innanzitutto mi preme fare i complimenti ai nostri avversari, perché hanno dimostrato tutto il loro valore. Noi sapevamo di affrontare una squadra organizzata che stava attraversando un brutto momento, un momento negativo, ma che aveva le qualità per venirne fuori. Noi dal punto di vista nostro avremmo dovuto fare qualcosina in più. Siamo andati sotto di 2 gol, probabilmente non ce l'aspettavamo, un po' di leggerezza sui 2 gol dei nostri avversari. Poi siamo stati bravi a non scoprirci, a non buttarci troppo nella metà campo avversaria, a costruire, a palleggiare, ad arrivarci dalle fasce, ad allargare il gioco. Abbiamo trovato il gol che ha riaperto la gara a fine primo tempo, il gol del pareggio con Molinaro, e poi abbiamo avuto obiettivamente occasioni per vincere, ma non ci siamo riusciti. Accettiamo questo pareggio chiaramente con rammarico e un po' di rabbia, però dobbiamo guardare con grande positività al futuro. Sicuramente l'aspetto positivo è aver mantenuto l'imbattibilità, quello che però ovviamente è, appunto, il rimpianto è di aver perso 2 punti e essere stati agganciati dal Trastevere. Il campionato è ancora lungo, però diciamo, questo è il terzo pareggio in casa, bisogna trovare forse un po' più di continuità tra le mura amiche. In realtà è il primo pareggio qua a Scafati, il terzo pareggio in casa, ma il primo qua al campo nostro, allo stadio nostro. Noi per le nostre qualità dovremmo giocare per vincere, e lo abbiamo fatto anche oggi tutte le partite. Chiaramente sappiamo che poi non è possibile riuscirci, però ripeto, anche oggi i ragazzi hanno dato tutto quello che avevano. Abbiamo commesso degli errori, è vero, il pareggio ci fa male, ci fa rabbia, però dobbiamo guardare avanti, non possiamo guardarci indietro. A questo punto del campionato, a 10 giorni dalla fine, è prematuro secondo me parlare di classifica, nonostante che siamo primi in classifica dovremmo essere molto contenti, ma è veramente prematuro guardare la classifica adesso. Adesso il prossimo appuntamento con il Monastir, da dove si riparte? Si riparte da noi, ma noi ripartiamo da noi dopo le vittorie, ripartiamo da noi dopo le sconfitte, ripartiamo da quello che di buono facciamo la domenica, da quello di meno buono che facciamo sempre la domenica, analizziamo gli errori provando a farne di meno la gara successiva, analizziamo le cose buone che abbiamo fatto provando a farne di più la domenica successiva.
non ci buttiamo giù per un pareggio in casa, nonostante ci sia grosso rammarico, però dobbiamo essere fiduciosi perché secondo me questa squadra riuscirà a regalare le gioie a questi tifosi e a questa società che meritano ampiamente. Grazie mister Gianluca Esposito. Abbiamo anche in diretta il man of the match Alberto Acquadro. Buonasera. Un grandissimo gol che forse nel momento di maggiore difficoltà, permettimi il termine, perché eravate andati sotto prendendo 2 gol in 5 minuti e non riuscivate proprio a scardinare la difesa avversaria. Cioè, è voluta una tua prodezza dalla distanza per rimettere tutto in discussione e poi giocare il secondo tempo all'arrembaggio, trovando però soltanto il 2-2 e non la vittoria. Sì, penso che oggi non siamo mai stati in difficoltà, abbiamo fatto una grande prestazione, abbiamo giocato tutta la partita nella metà campo loro e 2 errori nostri hanno fatto fare 2 gol, non so come. Ora dobbiamo riguardarli in settimana e capire gli errori, però sicuramente abbiamo fatto un'ottima prestazione. Ci sono mancati gli ultimi 20 metri, magari qualche giocata del singolo, qualche cross giusto per chiudere bene l'azione, però è stata una buona prestazione, peccato per il risultato perché meritavamo di vincere. Ecco, qual è principalmente il rimpianto per quello che è stato l'andamento della partita, anche da un punto di vista personale? No, il rimpianto sono i gol subiti, perché non puoi prendere gol uno su rimessa laterale, uno con palla tua e gli regali un rigore così, quelli sono i rimpianti. Il resto della partita l'abbiamo fatta, abbiamo avuto tante occasioni, abbiamo creato, poi magari non siamo stati lucidi nel far gol, però la prestazione c'è stata. Ecco, per un calciatore come te che ha vinto campionati anche nella passata stagione, questi sono, diciamo, tra virgolette, incidenti di percorso che ci possono essere durante una stagione. È arrivato un pareggio, non sono arrivati 3 punti, però siete imbattuti e questo deve essere il, diciamo, tra virgolette, il punto di ripartenza per il prossimo impegno contro il Monastir. Sì, questo sì, sicuramente ora smaltiremo il pareggio, no? Sconfitta no, il pareggio, però e poi da martedì ripenseremo alla partita di domenica. Grazie. Grazie a voi. È davvero tutto dallo stadio Giovanni Vitiello, Scafatese Sassari Latte Dolce 2-2, ricordiamo gli appuntamenti con Vivo Azzurro TV e canale YouTube Lega Nazionale Dilettanti, domenica prossima ore 14:30 dallo stadio San Filippo Messina Vibonese. Un saluto da Nando Armenante, alla prossima.